alle 8:30 siamo al Palazzo di Giustizia di Treviso. Tutti si aspettavano un sacco di gente, gli affollamenti, gli avvocati, le parti civili, le persone truffate. E qui sono arrivati i carabinieri, è arrivata la polizia municipale, quelli della protezione civile, ma di parti lese se ne vedono pochissime, ci sono poche decine di persone dentro. Questo è un processo che parte in sordina, parte tra l'altro senza l'avvocato che è appunto risultato positivo al tampone del Covid e aveva chiesto il rinvio di un'udienza che, vista poi l'afflusso, di fatto si tiene a porte chiuse ed è abbastanza incredibile. Migliaia di truffati in Veneto, ma tutti sono rimasti a letto. E probabilmente il fatto che ci sia solo Consoli come imputato dà l'idea anche che il processo, semmai avverrà, magari avviene anche al di fuori di questa aula di giustizia. E vedremo poi che esiti avrà la parte penale. Abbastanza improbabile immaginare però che solo Consoli sia il responsabile di tutto quello che è successo in questi anni e che probabilmente sia Treviso che il Veneto vuole dimenticare, perché qui non c'è neanche la tribù televisiva, sono 4-5 avvocati per un processo che doveva essere epocale, invece è di fatto un'udienza tra pochi intimi. Qui alle mie spalle c'è la porta da cui sono entrati una ventina di avvocati, alcuni che rappresentavano migliaia di potenziali risarciti, altri che rappresentavano qualche istituzione, qualche azienda. Non è dato di sapere se la regione si costituisce parte civile e appare remota, almeno nel toto costituendi parte civile con i colleghi della Tribuna, del Corriere del Veneto e gli altri giornali. Non dovrebbe costituirsi almeno oggi uno dei ex azionisti più noti, che è appunto Luca Zaia, il presidente della regione del Veneto. Sopra la scritta Palazzo di Giustizia ci sono le bandiere, c'è la bandiera italiana, c'è quella dell'Unione Europea e non c'è quella del Veneto. È tutto da capire a quest'ora, mentre vi stiamo parlando, è appena iniziato il processo per Veneto Banca, unico imputato il Consoli, senza nemmeno l'avvocato difensore. Tutto da capire poi se ci sarà la costituzione della regione, che in altri processi è arrivata in ritardo, e la costituzione di Luca Zaia, che risulta alle cronache sia tra i danneggiati per una somma, si parla di 5-10 mila euro, del crack di Veneto Banca. Vedremo poi se Luca Zaia, che si è sempre fatto vanto di non aver nemmeno chiesto il piccolo risarcimento che è stato dato agli azionisti, si costituirà parte civile. E magari capiremo anche quando verrà rimessa la bandiera della Regione Veneto sul Palazzo di Giustizia di Treviso. Per ora è tutto.